Buon pomeriggio e ben trovati per un nuovo appuntamento con Sicilia 24 Focus. Alle porte della stagione turistica, Taormina è in piena crisi viabilità, ma tra l'autostrada Colabrodo, le chiusure temporanee dei caselli, ma soprattutto il blocco della principale via d'accesso a Taormina e Castelmola, la via Garipoli, la situazione al limite del collasso. Ieri c'è stato il sopralluogo della Protezione Civile, oggi pomeriggio, anzi proprio in queste ore, mentre vi stiamo parlando, la giunta regionale convocata dal presidente Schifani sta esaminando il piano ad hoc di emergenza chiesto dal sindaco Cateno De Luca, che salutiamo in collegamento. Buon pomeriggio sindaco. Buonasera. Buonasera, allora prima di dare tutte le ultime informazioni e fare il punto della situazione, salutiamo anche gli altri ospiti in collegamento. Pietro Aci, l'assessore alla viabilità e alla polizia locale del comune di Giardini Naxos, che in questo momento è pienamente coinvolto nel caos della viabilità. Spiegheremo il perché il casello verso Catania di Taormina è chiuso. E poi Carmelo Pintaudi, che è il presidente dell'associazione imprenditori di Taormina. Pintaudi, buonasera. Buonasera. Aci e Pintaudi. Buonasera, buonasera, ben trovato. Allora andiamo subito dal sindaco De Luca, anche perché dovrà poi lasciarci tra una decina di minuti, quindi faremo con lui tutta la prima parte della trasmissione per fare il punto della situazione. Schifani ha assicurato... È caduto De Luca. Benissimo, allora cerchiamo di riavviare il collegamento con Cateno De Luca. Eccolo, lo vedo, vediamo se ci sente. Sindaco, dicevamo Schifani ha assicurato massima disponibilità ed è quasi scontato l'esito positivo della sua richiesta, perché appunto c'è il rischio reale di compromettere una stagione estiva alle porte in un luogo simbolo del turismo in Sicilia, un turismo tra l'altro alto spendente. De Luca. Io la sento a tratti, spero che voi mi sentiate. Comunque faccio una sintesi di quello che si è verificato. Il costone che sovrasta l'entrata principale della città di Taormina, la via Garipoli, è da molti anni interessato da un dissesto, tant'è vero che già da quasi 3 anni era sottoposto a un monitoraggio costante. Il 17 di marzo scorso la Ferrovia dello Stato, che ha in carico il monitoraggio, ci ha comunicato, attraverso anche poi degli incontri che abbiamo avuto nelle ore successive, che dal monitoraggio degli ultimi giorni ormai si era superata una soglia di attenzione e quindi era necessario valutare la chiusura dell'arteria. Noi abbiamo posto la questione anche con il prefetto a un incontro del 27 di marzo, e in quella seduta, dopo ulteriore approfondimento, è emersa la necessità di chiudere immediatamente la via Garipoli e ovviamente abbiamo anche iniziato ad improntare un piano emergenziale che riguarderà la riqualificazione di alcune arterie provvisorie, che sono delle alternative naturalmente non conformi, per anche consentire il percorso ai pullman Gran Turismo, e abbiamo anche fatto una valutazione complessiva con il Dipartimento regionale di Protezione Civile 2 giorni fa, attraverso la presenza del dirigente generale Cocina, su quella che è la pianificazione anche delle risorse umane indispensabili per affrontare questa situazione. Ieri c'è stato anche un incontro con il responsabile della Protezione Civile provinciale, l'ingegnere Bruno Manfrè, e si sono stati anche ulteriori incontri con i rappresentanti della Polizia Municipale di vari comuni della Riviera Ionica, per cercare di avere la disponibilità
nel definire un piano per affrontare questa fase. Inoltre siamo stati in costante contatto con il Presidente della Regione Renato Schifani, che ha anche condiviso la richiesta che a seguito del sopralluogo del dirigente Cocina alla Protezione Civile è emerso domenica scorsa, cioè di affrontare con una procedura emergenziale la vicenda che riguarda il sistema turistico recettivo e tutta anche ovviamente la filiera e l'indotto che ruota attorno a Taormina, perché il rischio è quello di trovarci non solo di fronte a una previsione di un intervento che è stato definito con un cronogramma di 109 giorni, ma anche Se va di bene, perché situazioni poi che dopo questo primo intervento, cioè di far brillare questi massi e definire quantomeno questa prima fase, riguarda la situazione successiva. E allora, per chiudere questa prima questione, abbiamo noi anche domenica stessa fatto giunta comunale, abbiamo deliberato la richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza, e in questo momento c'è la giunta regionale che in è corso. riunita per affrontare la richiesta formulata dal Comune di Taormina e anche condivisa non solo dal Dipartimento di Protezione Civile ma anche da Sua Eccellenza il Prefetto di Messina. Quello che noi abbiamo chiesto non è semplicemente l'intervento sulla situazione emergenziale che si è determinata, ma di impostare una strategia su due fasi. La prima ovviamente è quella di finalizzare l'intervento alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità e anche di salvaguardare il più possibile il sistema produttivo di Taormina e dei comuni limitrofi. L'altra fase invece riguarda l'individuazione delle soluzioni per evitare affinché in futuro questa situazione si possa verificare ulteriormente, Ecco, tenuto Sindaco. conto che questo costone comunque non è nuovo a questo tipo di fenomeni, è successo già in passato e non è escluso che in altre parti nel tempo si possa ripresentare la stessa situazione. Quindi bisogna individuare una alternativa, un asse viario definitivo che da questo punto di vista ponga a riparo Taormina e l'intero sistema produttivo che ruota attorno a Taormina. Sindaco, la interrompo un attimo perché ritorneremo ovviamente su questo asse viario alternativo. Intanto è stato fatto un bypass attraverso la via Sant'Antonio, adesso mi spiegherà bene, ma nel frattempo in questo momento e almeno fino al 13 aprile credo anche il comune di Giardini Naxos è interessato da questo caos legato appunto alla viabilità, perché nel frattempo, in coincidenza con una tempesta perfetta, il casello di Taormina è chiuso, quello là che diciamo l'uscita verso Catania. E allora Pietro Aci, l'assessore alla polizia locale e alla viabilità del comune di Giardini Naxos, cosa succede? Chi è a Taormina per tornare in direzione Catania deve necessariamente prendere il casello, deve prendere l'autostrada dal casello di Giardini Naxos. Aci. Buonasera a tutti. Investiti da questo problema nei giorni scorsi e dopo una riunione avutasi in prefettura, abbiamo pensato di rendere più scorrevole la viabilità su via Umberto, anche sotto segnalazione anche dagli organi superiori. E così abbiamo fatto emanato un'ordinanza dove dal 1° di aprile al 13 aprile, come ha detto lei, ci sarà il divieto di sosta sulla via Umberto, nel tratto tra l'innesto del ponte di ferro, diciamo vicino a Sirina, fino a San Giovanni, al fine di evitare che le macchine che provano a parcheggiare o uscire dai parcheggi
possono creare delle code e delle lungaggini che poi andrebbero a riversarsi fino a quasi a Capo Taormina e venire incontro alle esigenze anche della comunità vicina di Taormina. E quindi Questa questa è, diciamo, la soluzione logistica che avete trovato ovviamente per tamponare alla situazione fino al 13 aprile, poi il casello tornerà operativo, si spera, e quindi Giardini dovrebbe essere in qualche modo liberato. Invece volevo chiedere a Carmelo Pintaudi e Questo poi... è nell'ottica che i comuni devono fare rete fra di loro. Per questo. Necessariamente. Carmelo Pintaudi, poi tornerò da De Luca perché ci deve lasciare. Pintaudi, lei è il presidente dell'Associazione degli imprenditori di Taormina, immagino che questa notizia, che sicuramente aspettavate perché è una questione appunto geologica, strutturale, legata proprio alle caratteristiche del comune di Taormina, una notizia che si aspettava ma che è piovuta un po' così dal cielo, dall'oggi al domani, proprio alle porte della stagione turistica. Ecco, come la state vivendo e soprattutto che rassicurazioni vorreste? Ha detto bene, proprio alle porte dell'inizio della stagione turistica. Noi come associazione, come operatori economici abbiamo più volte manifestato la nostra preoccupazione, la nostra grande preoccupazione per i disagi che si sono già cominciati ad evidenziare in seguito alla chiusura della via Garipoli, che incide molto sull'accoglienza, che per noi è stato sempre per Taormina un fiore all'occhiello. Riteniamo altresì che siamo consapevoli che di fronte alla sicurezza e all'incolumità dei cittadini tutto ciò passa in secondo ordine. Solo che il problema della viabilità è un problema che noi dobbiamo affrontare, perché ci sono delle criticità, come diceva il sindaco, che vanno risolte, perché altrimenti questo è un problema. Non possiamo lasciare l'accesso di Taormina e tutto il comprensorio con una sola strada, perché questo non ci permette di avere una valvola di sfogo nell'eventualità dovesse succedere qualcosa. Noi di questo ci preoccupiamo e speriamo poi che insieme al comprensorio possiamo scegliere delle linee che ci permettono di migliorare la qualità della viabilità in tutto il comprensorio. Sicuramente questa è una cosa di cui... Sicuramente questa è una preoccupazione di tutti, immagino anche del sindaco, ma voi in questo momento, proprio all'inizio di questi lavori dell'attivazione del bypass, della chiusura della via Garipoli, avete notato già delle difficoltà anche a livello appunto di incoming turistico? Sicuramente ci sono delle difficoltà, si evidenziano già delle difficoltà, soprattutto per l'accessibilità di pullman e mezzi pesanti su Taormina, quindi noi capiamo tutto e chiaramente speriamo che la situazione si risolva nel più breve tempo possibile, anche se abbiamo poche speranze in tal senso, però speriamo che si possano ridurre i tempi di esecuzione dei lavori, perché altrimenti i danni potrebbero emergere anche in maniera più consistente. Sindaco, dicono 104 giorni, quindi 3 mesi, ma sicuramente saranno anche di più. Guardi, io purtroppo devo dire che su questa questione ho trovato una situazione un po' delirante, perché ho dovuto revocare l'accordo che il Comune aveva fatto con Ferrovie dello Stato per la realizzazione di queste 2 stazioni, una che è in prossimità della via Garipoli, proprio dove c'è stata questa situazione, e l'altra che verrà realizzata a Trappitello, perché è impensabile che in questo tipo di accordi il Comune di Taormina era stato onerato a fare il progetto esecutivo per la messa in sicurezza di questo costone e andare anche a cercare i soldi. Quindi, prima questione, quando sono arrivato dopo pochi mesi ho revocato tutto e abbiamo ottenuto che Ferrovie dello Stato facesse il progetto esecutivo e ci mettesse anche i 6 milioni di euro, perché di questo si tratta. Quindi ci troviamo di fronte a una situazione, attenzione, che se io non avessi fatto questo già un anno fa, oggi non avremmo avuto né il progetto esecutivo né le risorse per poter intervenire. Quindi stiamo parlando di una situazione che noi già avevamo affrontato prima facendo questi atti e cercando di trovare la soluzione al problema, cosa che
abbiamo fatto, ma purtroppo nella nota che è capitata il 17 di marzo, ora è capitato il fatto. Ma oggi possiamo parlare di 109 giorni per un motivo semplice, perché c'è un progetto cantierabile e i soldi. Diversamente parlavamo di anni. Nello stesso tempo, nella revisione degli accordi con Ferrovie dello Stato, io ho chiesto ed ottenuto che venisse fatto uno studio di fattibilità di una strada alternativa di collegamento tra Pitello e Taormina, che quindi porta all'ulteriore entrata attraverso lo svincolo di Giardini Naxos, di cui si parla da 30 anni, e in questa operazione già ci hanno prospettato 3 soluzioni ed è quella sulla quale noi ora lavoreremo definitivamente per risolvere la questione. È ovvio che se avremo da parte del Presidente Schifani, della Giunta regionale, la dichiarazione della situazione di emergenza, tutto quello che noi stiamo dicendo porta a procedure semplificate, porta a individuare anche ulteriori risorse, fermo restando che il Comune di Taormina, per come già ho avuto modo di dire al Presidente Schifani, è pronto e nelle condizioni di poter fare la sua parte. Noi sabato prossimo approveremo in Consiglio Comunale il rendiconto del 2024 e libereremo già 7 milioni di euro pronto cassa per cominciare gli interventi che l'eventuale commissario che sarà nominato a seguito della dichiarazione di emergenza, che preciso anche qui in termini chiari, la legge prevede che sia solo un dirigente della regione siciliana, quindi il sindaco di Taormina non ovviamente interessato a questo, perché la legge non lo consente, così anche, siccome in questi giorni si sono sentite anche strane voci, quindi attraverso questa nomina di commissario il Comune di Taormina farà la sua parte, e ne approfitto anche per ringraziare il Comune di Giardini Naxos che in questa situazione, come devo dire il Comune di Letojanne e di Castelmola, sono stati solidali con noi e devo dire hanno già messo a disposizione, per quanto di loro competenze e per quanto loro possibile, tutto ciò che possa essere utile per cercare di alleviare i disagi che comunque ci saranno, e di questo purtroppo ne dobbiamo prendere atto. Importante è che comunque si lavori alla situazione emergenziale, e lo stiamo già facendo, ma nello stesso tempo questa situazione deve essere l'elemento che ci metta nelle condizioni di risolvere definitivamente in modo strutturato il problema. Sindaco, so che le deve andare, quindi adesso le faccio l'ultima domanda, così poi andiamo in chiusura e io continuerò con gli altri ospiti. Abbiamo detto siamo alle porte della stagione turistica, si è appena concluso da poco, si sono conclusi da poco gli stati generali del turismo di lusso proprio a Taormina, anni in cui si è lavorato tanto, le grandi catene alberghiere di lusso hanno deciso di investire a Taormina e poi succede una cosa del genere, non è ovviamente nota collaterale non da poco anche lo stato della A18 della Messina-Catania, nello specifico il tratto che va da Catania a Taormina versa in condizioni pietose, ci sono cantieri continui, lavori continui, file, code, si creano incidenti e quindi è tutto difficile. Chi vive e lavora e deve viaggiare per svago o per lavoro tra Catania e Taormina, tra Messina e Taormina, si ritrova a fare davvero il viaggio della speranza. Veda, io sono al quinto comune che amministro e mi posso permettere di dire che se avessi amministrato comuni in regioni diverse avrei faticato 10 volte in meno, perché è ovvio che per quanto noi possiamo essere bravi o presunti tali e per quanto ci possiamo sforzare, è logico che poi ci troviamo in uno scenario regionale dove le criticità che caratterizzano la nostra terra da decenni purtroppo tendono a non risolversi. Come parliamo della viabilità, potremmo parlare della crisi idrica, potremmo parlare dei rifiuti, quello che è anche la nostra schiavitù nel settore energetico. Quindi è ovvio che oggi quelle che sono
questi contesti che hanno un apprezzamento in termini di brand a livello mondiale come sistema Naxos Taormina, magari in uno scenario più favorevole anche in relazione a quelli che sono i costi per arrivare in Sicilia con il nostro sistema aeroportuale, magari avrebbero prodotto 100 volte in più. Ed ecco perché noi, e io in particolare, dico sempre grazie agli imprenditori che eroicamente continuano a investire in Sicilia, continuano a investire a Taormina, perché purtroppo loro sono i primi a pagare un cosiddetto pizzo legalizzato che è dovuto a un problema di sistema che ancora purtroppo non viene risolto e non viene soprattutto anche reso compatibile con le dinamiche e le esigenze del mondo dell'impresa. Grazie Sindaco, allora io la saluto, aspettiamo ovviamente le notizie dalla Giunta regionale, vediamo che cosa accadrà, andiamo brevemente in pubblicità e poi ritorniamo con i nostri ospiti da Taormina. Ritorniamo in studio, Sicilia 24 Focus, stiamo parlando dell'emergenza Taormina alle porte della stagione turistica con la chiusura della via Garipoli che è la principale porta di accesso a Taormina e Castelmola, il bypass, tutti gli interventi che in questo momento l'amministrazione comunale sta mettendo in atto. Siamo in attesa in queste ore di una decisione da parte della Giunta regionale del Presidente Schifani per concedere appunto lo stato di emergenza per dare adeguate coperture finanziarie e procedure amministrative semplificate per appunto intervenire. Allora, in collegamento abbiamo ancora Pietro Aci, che è l'assessore alla viabilità del comune di Giardini Naxos, e Carmelo Pintaudi, che è il presidente dell'associazione degli imprenditori di Taormina. Pintaudi, verrei proprio da lei perché salutandoci il sindaco De Luca ha ringraziato proprio gli eroi che storicamente eroicamente investono ancora sul territorio di Taormina, che sicuramente ha delle enormi potenzialità che però sono anche seguite, devono purtroppo far fronte anche a delle difficoltà strutturali legate proprio al territorio. Pintaudi. Allora, noi sicuramente operiamo su un territorio che sicuramente ci dà dei vantaggi perché ha delle grandi potenzialità che noi abbiamo utilizzato. Ogni tanto succede che dobbiamo dare qualcosa indietro, noi siamo contenti di poterlo dare, sacrificandoci e cercando di venire incontro a quelle che sono le esigenze amministrative del territorio in genere. Una cosa su cui certamente noi insisteremo è il fatto che sulla viabilità in genere, perché la viabilità per noi, viabilità intendo viabilità di comprensorio. Ora c'è un problema per Taormina e Castelmola, noi pensiamo più a una viabilità di comprensorio. Il sindaco ha evidenziato il discorso aeroportuale, che è importantissimo perché oggi non si capisce bene i tempi che intercorrono per andare all'aeroporto. Oggi un nostro ospite non capisce bene quando deve partire per andare in aeroporto, perché la tempistica è sempre diversa. Perché come ha detto lei, l'autostrada Catania-Taormina è un'autostrada che manifesta quotidianamente delle difficoltà. Quindi certe certezze per noi sono necessarie. Taormina è una destinazione turistica che fa turismo da 200 anni ed una destinazione che ha un suo perché, un suo significato nel turismo internazionale che agisce sul Mediterraneo. Quindi chiediamo soprattutto quello che dicevo prima, una viabilità che ci permetta di poter mantenere questa ospitalità che per noi è determinante per poter pensare a un futuro di certezze e di soddisfazione per tutti, diciamo, per il territorio in genere.
Pietro Aci, in questi giorni Giardini Naxos sta vivendo un po' nel caos della viabilità, perché la chiusura, appunto, come abbiamo detto, del casello di Taormina in direzione Catania costringe gli automobilisti, ma anche i camion, i furgoni, a passare proprio dal pieno centro di Giardini Naxos. Infatti abbiamo cercato di spiegare ai nostri cittadini la motivazione di un'ordinanza fatta per il periodo di sosta, perché potevamo allungare il spaventoso e rendere possibile quel tratto di strada che era la via Umberto, e stiamo cercando anche sotto segnalazione, come ho detto, gli organi superiori, di snellire quel tratto di strada per renderlo più percorribile. Nello stesso contempo stiamo pensando e studiando per poi mettere in atto nella già prossima estate un sistema viario insieme al mio comandante, l'ispettore Luppino, al fine di rendere a doppio senso di circolazione un tratto di strada del lungomare, perché già negli anni passati fu fatta questa esperienza, per vedere se si può rendere più snello poi il tratto di strada che passa sulla via Umberto. È a vaglio di vari tavoli che stiamo facendo al comune, perché come si sa, essendo il porto di Naxos il primo attracco anche per una forte componente turistica che poi andrà alla vicina Taormina, dobbiamo rendere vivibile e molto percorribile tutte le nostre vie, per dare un buon aspetto alle mete dei turisti. E allora noi siamo qua, ovviamente vorremmo essere aggiornati di tutte le novità, le modifiche strutturali volte appunto a migliorare la viabilità nel territorio di Giardini Naxos, e poi di conseguenza anche l'arrivo verso appunto Taormina. Carmelo Pintaudi, in chiusura adesso ci sarà il Taormina Film Festival, già sono uscite le date dal 10 giugno, quindi siamo davvero agli sgoccioli, ma non solo il Taormina Film Festival, ci saranno tutti gli altri eventi estivi che riempiono sempre il cartellone dell'estate di Taormina. Ecco, voi cosa sperate, cosa vi aspettate? Ed effettivamente il turismo di lusso, come si è lavorato in questi anni, è arrivato a Taormina? Certamente, noi in questo momento abbiamo visto che già Taormina Arte ha presentato la cartellonistica assieme all'amministrazione delle manifestazioni che si dovranno svolgere a Taormina. Noi speriamo che questo possa andare nel miglior modo possibile, perché Taormina è stata e resterà sempre un punto di riferimento del movimento turistico internazionale. Noi vogliamo offrire ai nuovi utenti, che sono diventati sempre più esigenti, alto spendenti o medio spendenti che siano, la possibilità di vivere come chiedono d'altra parte, una vacanza nel miglior modo possibile, ed avere i giusti e necessari servizi per quello che sono le loro aspettative, che per Taormina sono altissime. Grazie Pintaudi, grazie Pietro Aci, buon lavoro, ovviamente teneteci aggiornati, perché anche noi siamo qui per riportare tutti gli aggiornamenti, gli sviluppi ai nostri telespettatori e quindi ai cittadini che vivono il territorio o che vogliono andare dalle vostre parti. Giardini, Taormina e tutto il comprensorio ionico, bellissimo. Grazie per essere stati con noi, arrivederci e buon proseguimento di giornata. Grazie a lei, arrivederci. Arrivederci.